Bene, eccoci anche oggi insieme. Con noi c'è Giuseppe Sbalchiero, presidente di Confartigianato Veneto. Abbiamo titolato la puntata La ripresa dopo le ferie, devo dire forse uno slancio di ottimismo. Partiamo da qua, possiamo parlare di ripresa? Buongiorno a tutti, ripresa. È la speranza che ci dice che dobbiamo pensare a riprendere il lavoro con un po' di ottimismo. E qualche segnale positivo c'è, ce ne sono molti altri che rimangono fermi. La stessa nostra indagine dice che c'è ancora un po' di fiducia nel governo in carica. Perché ancora il 30% quanti danno un certo grado di fiducia al governo Renzi, che però non convince nelle riforme principali. E stiamo aspettando da tempo che la spesa pubblica cessi di crescere e cominci a scendere. Nella realtà, nonostante le buone promesse fatte dal governo Renzi, nonostante anche la presa di posizione del sottosegretario Baretta che ha detto non è vero che la spesa sta crescendo, i dati ci dicono che abbiamo abbondantemente superato i 2 milioni di miliardi, 2 milioni e 136, quando 6 mesi fa, 8 mesi fa erano sotto i 2 milioni. C'è qualcosa che non funziona, cioè o qualcuno ci sta raccontando delle barzellette e allora dovremmo ridere o piangere di queste barzellette, oppure non è tenuta sotto controllo la spesa pubblica, perché sta ancora crescendo. E se la spesa pubblica cresce, come si possono recuperare le risorse per dare l'avvio con fiducia a quella che potrebbe essere la ripresa dell'Italia? Lei il 26 di agosto dichiarò: apprezziamo quanto realizzato dal governo, ma per il rilancio serve una svolta vera. Decreto Sblocca Italia va in questo senso? Va anche in questo senso, ma utilizza molto risorse europee, utilizza molto risorse non spese, che va bene anche questo, ma torno al punto di prima. Il vero cambiamento ci sarà quando la spesa pubblica comincerà a calare e non continuare a crescere. Non restare ferma, a calare, bisogna tornare sotto i 2 milioni abbondantemente. Allora qui 130, qui 140 miliardi, qui 150 miliardi possono essere il vero volano per rimettere in piedi l'economia che sta ancora in difficoltà. Oltre alla burocrazia ci sono anche i soldi non spesi, cioè il leader delle piccole imprese, un leader come lei, le ribolle un po' il sangue quando viene a sapere che insomma, ci sono tanti miliardi che erano stati destinati e non sono mai stati utilizzati. Lo Sblocca Italia sta utilizzando anche questi. Certo, però è clamoroso, voglio dire, che ci siano, no? No, non è clamoroso. Se ci Visto pensiamo, che c'è gente che soffre. Ma se ci pensiamo non è clamoroso, perché chi gestisce queste risorse è la burocrazia, cioè quell'apparato di notabili che decide cosa noi dobbiamo fare il giorno dopo. Fintanto che non si fa pulizia di questa gente, non ne verremo mai fuori. Ora, è possibile che, si continua a dire a ricambio, che personaggi che sono stati, ne cito uno, un ragioniere a capo dello Stato, Monorchio, che alla sua venerabile età sia ancora in moltissimi consigli di amministrazione e possa da lui dipendere anche molte sorti dell'Italia? Dico no, non è possibile, ma lui è un esempio, non deve essere citato ovviamente, ma potremmo fare 1000 altri nomi. Ma come si può cambiare in questa maniera qua? Sei stato l'uomo che ha tenuto inchiodato l'Italia per anni, adesso lascia spazio ad altri, se no non si va da nessuna parte. La nomina della Mogherini a commissaria, ministro degli esteri dell'Europa fondamentalmente. È un'iniezione di fiducia all'Italia, io la leggo così. Può essere che non sia sufficientemente preparata come qualcuno dice, ma è vero anche l'altro aspetto che l'ho appena citato. Se continuano a restare i soliti, non si cambia nulla. Almeno qui c'è stato il coraggio di cambiare, di mettere una persona nuova, una persona che si farà la propria esperienza, ma concettualmente diversa da quello che è stato fino ad oggi. Quindi per me è positivo. Mi permetta una domanda maliziosa, quindi vuol dire che anche lei si farà da parte, visto che è al vertice degli artigiani da tanti anni?
E io ho detto ai miei giovani, quando c'è stato l'incontro, che fin tanto che gli ottantenni non lasciano il posto ai settantenni, che i settantenni lasciano il posto ai sessantenni, io ho ancora fiducia di stare qua per molti anni. Però lei sarebbe disponibile, ovviamente. Cioè, io ho fatto la mia carriera, se posso dare ancora qualcosa lo do volentieri, non dipende da me, dipende anche dai colleghi ovviamente, e non è che perché si cambia una persona cambia completamente la strategia di rappresentanza. Sì, si personalizza, io ho cercato di personalizzare questi 4 anni miei che stanno trascorrendo, come l'ho fatto quando ero prima a Vicenza, però arriva un altro, bene, si lavora insieme per costruire un percorso. Torniamo a parlare dello Stato, visto che il problema della burocrazia è un problema all'ordine del giorno da tantissimi anni. Perché secondo lei non si riesce proprio a intervenire? Perché sono loro che comandano, non i politici. E allora ci arrendiamo. No, o Renzi mantiene gli impegni che si è assunto, E quindi, insomma, perché oggi lui gode ancora della credibilità di molti. Non se la può giocare. quindi bisogna che la politica torni a decidere, però. Sì, ma lui deve decidere, deve convincere i suoi a lasciare stare alcuni passaggi che ormai appartengono al mondo degli anni 60, degli anni di piombo, chiamiamoli così. Cioè i danni che ha fatto il 68 devono sparire. Ne hanno fatti troppi danni. Hanno fatto poco cose buone, hanno fatto molti danni. Lo stanno ammettendo anche loro. Ma allora cominciamo a tirare via tutto quello che è nato da quella situazione. Lei sta parlando dei sindacati? Sto parlando di sindacati, sto parlando di associazioni anche di categoria che devono cambiare pelle. Noi stiamo cercando di farlo con difficoltà, anche con un grosso dibattito interno, perché non è che siamo tutti infilati per uno spaghetto per cui quello che dice uno va bene. Il dibattito è corretto, in democrazia succede questo, ma poi bisogna decidere. Cioè continuare a parlare senza decidere non serve a nulla. Renzi parla tanto, che decida. Anche gli altri parlavano tanto prima. Sì, sì. Almeno però adesso c'è l'impressione che ci provi, ecco. Per questo gode ancora della fiducia. No? Sì, c'è ancora qualcosa che, c'è un po' di fumo ancora che gira, tipo la riforma delle camere di commercio. È inutile dire tolgo alle imprese 35 euro, poi dico alle camere di commercio, siccome dovete fare bilancio aumentate i servizi a pagamento. Cioè, è una fregatura micidiale, perché tanto i servizi li fanno le imprese. E allora che io, anziché dartene 100, te ne dia 75 e dopo tu me ne freghi il doppio da un'altra parte, beh, c'è qualcosa che non funziona. Creiamo dibattito. Le camere di commercio servono ancora? Sì. Allora strutturiamole perché servono. Non servono più. Troviamo la soluzione per chiuderle. Lei non teme che possa avere ragione qualche economista o anche, voglio dire, un politico di recente successo come Grillo che dice che non c'è speranza, il fallimento è l'unica fine del nostro paese, che comunque con un debito pubblico simile non riusciremo mai a venirne fuori? Il debito pubblico aumenta o diminuisce a seconda dei provvedimenti che il governo fa. Perché non nasce a caso. Quindi si può recuperare. Grillo ha fatto molto bene il comico, ha messo in piedi il movimento, chapeau, ma deve decidere da che parte stare. O fare il comico o fare il politico, sono due cose diverse. L'anno prossimo andiamo anche a elezioni alla Regione Veneto. Che giudizio ne dà finora del lavoro fatto? Che ci vuole un po' più di coraggio. Solo coraggio o sono mancati i provvedimenti? Coraggio. Per fare i provvedimenti o sì, perché quelli presi non andavano bene a voi? No. Chiaro che la soddisfazione non esiste mai al 100%. Se però guardiamo anche ai nostri sondaggi che abbiamo fatto anche recentemente in occasione delle europee, abbiamo visto il gradimento
regione, che è più positivo rispetto al negativo, quindi ancora 5 artigiani su 10 credono che la regione sia un momento importante per anche il rilancio delle economie locali, perché regione e governo devono lavorare per il rilancio dell'economia locale. Per l'export ci pensano già le imprese ed è bene che nessuno ci metta mano, perché se qualcuno ci mette mano corriamo il rischio di chiudere anche quello. Per cui lasciamolo fare alle imprese che lo sanno fare bene. Casomai evitiamo di presentarci in 40 soggetti diversi in un paese dove c'è possibilità di vendere un prodotto, e quando cito 40 dico regione, comuni, categorie, camere di commercio, istituzioni diverse. Andiamo in un'unica soluzione, risparmiamo, portiamo a casa di più e facciamo vedere un'immagine importante. Quando si va in giro nelle fiere c'è casa, Germania, Canada, Francia, l'Italia non esiste mai. Oppure a Dubai, visto di persona, lo stand dell'Italia è vuoto, però c'era Regione Veneto, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Sicilia, Regione Calabria. Dei geni. Non faccio commenti. Grazie a Giuseppe Sbalchiero, presidente di Confartigianato Veneto. Insomma, la vediamo già in trincea per i prossimi mesi. Buon lavoro. Grazie, Alla prossima.